E se vi dicessi che in Europa esiste Leo Messi 2.0, voi che cosa mi direste? Ciao ragazzi, bentornati su Calcio Espresso e bentornati a Destinazione Futuro. Ebbene sì, in Europa c'è un ragazzo di appena 18 anni che in patria ha acquisito già un soprannome particolare, che è Zvezvin Messi, ovvero il Messi della Stella Rossa. Oggi ragazzi voglio parlarvi di Andrija Maksimović. Bene, allora ragazzi, Andrija Maksimović nasce il 5 giugno 2007, è mancino ed è trequartista barra ala destra. Ecco perché l'accostamento a Leo Messi. Ma il 2.0 direte voi, da cosa nasce? Beh, nasce da un dato particolare, che è alto 1,82 m, quindi la versione più alta di Leo Messi. Pensate che a 17 anni e 4 mesi detiene il record del più giovane di sempre ad aver esordito con la maglia della Serbia, battendo un certo Mitrovic. Non so se vi ricorda qualcosa. Quindi ragazzi, qui siamo di fronte a un grandissimo fenomeno che diventerà sicuramente uno dei pilastri del calcio futuro. Ma pensate che lui con la Stella Rossa, oltre ad essere diventato un titolare inamovibile l'anno scorso, ha anche già esordito in Champions League e l'ha fatto proprio a Milano contro l'Inter. Ma la cosa che mi ha stupito di più è la sua personalità. Infatti, sempre l'anno scorso, prima della partita contro il Barcellona, in un'intervista ha dichiarato questo. Cioè, lui crede di essere anche più forte di Lamine Yamal, che attualmente è considerato il fenomeno numero uno del presente e soprattutto del futuro. Beh, ragazzi, qui siamo di fronte a un ragazzo che comunque crede in se stesso, crede nelle proprie capacità e ovviamente quest'estate è stato acquistato dall'Ipsia, che in fatto di fenomeni ne capiscono qualcosa. Basti pensare che dall'Ipsia sono usciti gente come Dani Olmo, come Lookman, come Szoboszlai e via dicendo, perché ne hanno sfornati veramente tanti. Pensate che l'Ipsia acquista Maksimović per una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni, ma la cosa più importante è che ha battuto sul tempo anche squadre blasonate come Manchester City, Liverpool, Real Madrid, e devo fare anche i miei complimenti a questo ragazzo perché anziché andare verso il blasone di queste grandissime squadre, ha pensato giustamente di andare all'Ipsia, così da poter giocare quasi sempre titolare. Ovviamente deve ancora entrare un attimo nei ritmi e nelle gerarchie della squadra, ma comunque entra in una società dove sono molto attenti ai giovani e alla crescita proprio dei giovani per poi farli sbocciare come campioni. E ha fatto una scelta molto intelligente, perché andando lì comunque si è assicurato il fatto di partecipare comunque a grandi competizioni, e che comunque la Bundesliga è un campionato diverso rispetto a quello serbo, e comunque continua a giocare la Champions League, provando anche ad andare un po' più avanti rispetto a quali possono essere i risultati della Stella Rossa, no? Così da accrescere la sua esperienza in campo internazionale e chissà, forse dare anche una mano alla sua nazionale, che è quella lì serba. Ma dopo aver fatto questa panoramica, diciamo, su Andrija Maksimović, voglio portarvi un attimo un po' più nello specifico nel campo. Come abbiamo detto, lui è un classico 10, un trequartista che può giocare anche alla destra, come abbiamo detto, di piede mancino. È un dribblatore che non disdegna l'avere il pallone in mezzo ai piedi, punta all'avversario, sa quando puntarlo, sa quando invece servire assist ai compagni, e proprio per questo vi voglio far vedere dei dati relativi all'anno scorso alla Stella Rossa. Infatti ragazzi, vi faccio vedere, questa è la heat map dell'anno scorso con la Stella Rossa. Vedete che comunque è abbastanza colorata, no? Predilige il lato destro, ma comunque svaria in mezzo al campo, va anche verso destra o si accentra. Ma la cosa più importante, secondo me, proprio a favore di Andrija Maksimović e di quello che stiamo dicendo, sono questi altri dati. Nella stagione 2024-2025 lui totalizza 39 presenze, 7 assist, 47 passaggi chiave
e 11 grandi occasioni create. Questo vuol dire che comunque il gioco della Stella Rossa passava già molto tra i suoi piedi, e ricordo che non era nemmeno ancora maggiorenne, quindi parliamo sempre di un ragazzo che aveva 17 anni l'anno scorso, quando giocava titolare, e giocava titolare anche in Champions League, no? Questi altri dati invece mi aiutano a farvi capire una cosa, ovvero che oltre a toccare tanto la palla durante la partita, ha anche una grandissima precisione nei passaggi, sempre in base all'età che ha, ragazzi, perché questi sono numeri comunque di un ragazzo che di 17-18 anni, quest'anno con l'Ipsia ha già totalizzato 10 presenze, che per un nuovo arrivato in una società del genere è già tanta roba. E poi, ragazzi, comunque per avere questo soprannome in terra serba qualcosa vuol dire. Per come piace a me il calcio, io credo che questo ragazzo avrà un grandissimo futuro e che diventerà sicuramente un grandissimo fenomeno dello sport che amiamo tutti quanti. Voi invece lo conoscevate già? Che cosa ne pensate? Se non lo conoscete, vi invito ad andare a vedere alcune ispezioni di partite o comunque gli highlights che trovate comodamente online, e di farci sapere nei commenti che cosa ne pensate. E noi ci vediamo la settimana prossima con un altro nuovo episodio. Ciao, aiuto!